Attenzione, annuncio squalifica relativo alla batteria numero 2, 200 misti assoluti maschili. L'atleta Lorenzo Coan è stato squalificato per nuotata irregolare, frazione farfalla. Marco Bejatovic, il miglior passaggio è il suo 1:02,56 davanti a Vittorio Coloretti 1:02,82. Vittorio Coloretti, già più volte medagliato ai campionati italiani giovanili e di categoria, è stato oro in carriera nei 200, 400 misti, nei 100 e i 200 rana. Per lui anche 3 medaglie d'oro in Coppa Komen edizione 2010 con la nazionale giovanile. Riccardo Geronazzo però che si porta davanti con la terza frazione, quella della rana, 1:40,79, Coloretti che insegue, Geronazzo in corsia 3, Coloretti che prova a rientrare in corsia 4 per conquistare la batteria. Andiamo a vedere il crono di Coloretti che ha la meglio 2:12,19 e dunque va in testa alla classifica provvisoria. Alle sue spalle c'è proprio Geronazzo in 2:12,33, poi Rodella 2:14,35.